Nel singolo esempio che posso portare adesso, che sarà il mio futuro, posso dire che nel 2000 circa, un ragazzo è venuto mandato dal mio amico in negozio da me a chiedermi dell'aiuto. Mi ha chiesto dei mobili usati, qualcosa che gli potesse servire per arredare il suo appartamento perché aveva bisogno. Io in quell'occasione gli ho regalato dei mobili, tutto è nato, cosa ti serve, cosa non ti serve, e mi ha detto fai te. Io gli ho regalato dei mobili che li ho adattati e dopo gli ho detto, mi hanno detto che sei una brava persona, te li regalo, se te li vieni a prendere mi fai questo piacere. Da là tutto è nata sta forma di amicizia lavorativa, perché io all'inizio ero un dipendente e lui faceva il barista. Dopo lui è ritornato nella sua terra, in Slovacchia, e ha cominciato a fare l'imprenditore. Ha cominciato con ristorazione, poi mi ha chiesto dei consigli, gli ho dato dei consigli, poi è nata questa forma di amicizia molto radicata che lui mi ha dato delle piccole opportunità di lavoro in quel paese. Adesso, a distanza di 15 anni, 20 anni più o meno, lui ha colto l'occasione di collaborare con Penta Group, che è uno dei più grossi gruppi imprenditoriali della Slovacchia, e mi ha chiamato a fare un negozio in centro a Bratislava e a operare in tutta la capitale. No, in Slovacchia vogliono quasi esclusivamente il Made in Italy, ma il Made in Italy fatto bene e il super lusso. Diciamo sono i nuovi ricchi, la nuova frontiera per l'Europa. È uno Stato che è fresco, ha un sistema molto fluido, però molto selettivo. Quindi se noi entriamo nell'ottica di essere professionali e onesti, è la nuova frontiera. Non come fanno tutti quanti quando vanno all'estero dicono ma sì, questi non sanno, l'importante è spendere. No, la Slovacchia soprattutto sono molto attenti, spendono tanto, ma sono molto oculati. Guardi, io sinceramente lavoro ormai da 10 anni con Romania, Ungheria e Slovacchia. Sono tre tipologie diverse, però tre tipologie di stati che ti danno molte soddisfazioni. Se tu, quando lavori in quei paesi là, ti metti alla loro pari e li rispetti, loro ti danno tanto. Quindi non bisogna pensare vado su un paese dell'est solamente per il profitto. E sono proprio popoli che si ricorderanno sempre sia un gesto positivo sia un gesto negativo.